Allora Peter, Sì, raccontaci questo nuovo lavoro. ma sono partito da un fatto di cronaca perché avevo letto sul giornale di questa nave di 15 marinai bloccati nel porto di Cagliari. Da lì poi mesi e mesi di sviluppo, cioè sono stato con loro, li abbiamo intervistati, eccetera. Però poi ho visto che la loro protesta era particolare, c'era una protesta inconsueta, cioè loro attendevano che si risolvesse così. Allora poi da lì con lo sceneggiatore, con Gianni Loi, mi è venuta in mente di scrivere anche una parte di fiction e dunque ho spostato anche sulla situazione italiana dove una professoressa invia un giovane studente e da lì parte la situazione italiana. Dunque due mondi paralleli, la situazione di 15 marinai senza stipendio e un ragazzo italiano che esce dall'università e si trova a cercare un posto di lavoro in questo momento di grande crisi. Non è la prima volta che lavori con Gianni Loi, come nasce questo sodalizio artistico? Ma guarda, io lavoro con Gianni dagli anni dell'università, è stato il mio docente di diritto del lavoro, però poi a me poi piacciono le tematiche sociali, le tematiche che lui affronta, dunque è stato facile collaborare. Invece per quanto riguarda gli autori, come ti sei mosso? Come hai scelto i protagonisti? Ma sugli attori ho pensato subito a Francesca Neri perché mi serviva una bellissima grande donna, lei è una grande attrice e mi serviva la rappresentazione di questa classe dirigente molto, molto forte, la classe dirigente universitaria che di questi tempi forse è anche un lusso e dunque che dispensa mille situazioni fatte così, fatte cosà. E poi dall'altro canto Moisè, un giovane attore molto semplice, di grandi doti, lui arriva dal teatro e come dire, l'unione tra i due è nata questa scintilla. Secondo me sono due grandi attori, lui è promettente, lei è una delle più grandi attrici internazionali. Che aspettative riponi in questa produzione? Ma guarda, il film esce oggi in Sardegna, distribuito da Cinecittà Luce. Partiamo dalla Sardegna perché volevamo partire qui da dove il film è stato concepito, per poi arrivare l'8 ottobre in tutta la Calabria e dal 15 sul territorio nazionale. Speriamo che venga visto, è un momento un po' difficile per il cinema, soprattutto per queste opere d'autore, però speriamo che il Luce poi attui anche delle formule nuove, anche con la video on demand, mandandolo su internet, oltre la divulgazione sala, perché è un film che si presta al dibattito e dunque ci tengo che venga anche. Noi per conto nostro lo accompagneremo, poi vediamo cosa succede. Perfetto, tante grazie e tanti auguri. Grazie a voi. Ma io interpreto Salvatore, che è un ragazzo come tanti, un ragazzo di oggi che per una tesi di laurea che gli viene affidata va a studiare questa vicenda che avviene a Cagliari, di questi 15 marinai in sciopero su questa nave Kenza. Salvatore è uno che fondamentalmente vorrebbe cambiare le cose in Italia, o forse anche nel mondo. Sa che però forse da solo non ce la farebbe. E quindi quando va a studiare questa vicenda si fa prendere non solo da quella che è la vicenda, e quindi dalla tesi di laurea, ma sposta il suo punto di vista su qualcos'altro, su quello che è il lavoro per oggi, su quello che è il lavoro oggi per i giovani, su quello che è il lavoro per lui, su chi sono i giovani, che cosa cercano. E poi si fa prendere talmente tanto da questa vicenda che si chiede che cosa c'è in Italia e che cosa ci offre l'Italia oggi, no? A noi giovani. Quindi sono domande che uno un po' si fa, no? Vorrebbe cambiare le cose, però sai, forse magari con una tesi di laurea no, però con una coesione di più persone magari sì. Gianni Loi, contasi questa sceneggiatura nuova che hai scritto con Peter Marchesi, dei conto. Conta una cosa che ho scritto un poco travagliando, questa idea di spiegare di questo sciopero dei marinai marocchini che diventa mesi e mesi senza vaga in supporto dei castelli, vengono uno sciopero, e si è andato su questa idea di fare un documentario. Qua poco però scomprendo che toccata pure a imbuccare in un'altra cosa e a poi costruire una sceneggiatura che praticamente è la storia di questo picciocco che va di Sadessi del dottorato della Sapienza di Roma e quando torna in crisi uno paga pure per colpa di questa esperienza che ha fatto, questo è uno paga questa storia, quando torna da Roma si è agattato uno paga in crisi con questa professoressa cosa sua. Ascolta me, qual è il suo messaggio che io le mandai con questo trabalho? Sul messaggio a pensare prima sull'importanza che tiene questo trabalho
i marinai e i marocchini sono una cosa importante di questa concezione sul traballo. Uno si intervista a una cosa che mi piace a me, sul traballo è una religione. Ci diranno a me, ma questa deve essere una religione, è una cosa a me importante. E la seconda parte è la condizione giovanile, che i giovani vanno in crisi, sì, sono due che si ripetono, però non tenti vago prospettiva, non scinti commenti vivi, non tenti... E quindi questa è questa crisi esistenziale di questa persona. Poi sul messaggio di ognuno le ha il suo messaggio di chiodi, tu pure scrisi e scisi una volta che uno ha scritto una cosa, poi si interpretazioni e si devi licidi, non... Questo non è il suo primo traballo che si fa con Peter, quale adesso è esatto? Ah, no, una sceneggiatura già è pronta, però per un film è meno difficile fare il cinema indipendente, perché voi se non sei una grande organizzazione, Warner Bros, Gusta, se sala spuru cinematografica, punti le proprietà di scatena, ormai è meno difficile. Però poi ho fatto un cartone animato e spero che questo ottobre tu stessi in sardo pure sul cartone animato, con tutti i slim saranno e spero che possa seguire, no, con Peter mi ha fatto bene, certo che l'encanore ha discusso spuro, potessi sul regista tenere una visione, su sceneggiatore un'altra e sul regista uno che mangia di cose che hai scritto e non sempre così fragili. Vabbè, speriamo bene e buona sorte in Gaisa, grazie. Grazie a tutti, ciao.